Lasciate 2000 mi piace se volete altri video al campo. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi video specialissimo. Avete già visto un assaggio di salottino napoletano anche qui su YouTube, ma vogliamo portarvi anche il dessert. È piaciuto questo? Dessert che la crema, lui è un bel giocatore. Esatto. Il salottino napoletano sapete da che è composto? A su sfaticate di Matthew 8 e questo buttato di GA7. Ragazzi, ho pensato di fare una sfida: chi è il più forte del salottino napoletano a calcio? Allora, in realtà io già lo so, già lo sappiamo, però magari, che ne so, oggi ci siamo svegliati un po' più fenomeni, un po' più Ronaldi, un po' più Messi, e quindi riusciamo a battere perché lui è più forte. I famosi Ronaldi. Questa challenge da cosa sarà composta? Da 3 sfide, ognuno deciderà il proprio punto forte. Il mio punto forte è il No, poi c'hanno questo. Il mio punto forte l'ho già deciso, quindi la mia sfida l'ho già decisa. Faremo i tiri al volo. Lo salottino è la merda! È vero! Andremo a chiamare un portiere. Stiamo pensando. Sì. Adesso mi fate pensare una cosa. Ma allora la spiffera. Mi fate sapere la vostra sfida. No, spiffa. C'è la. Posso? Ma spiff, c'è. Tiri da calcio d'angolo. Ok, Gianni ha scelto tiri da calcio d'angolo. La tua sfida migliore. Mo te la devo dire, fammi pensare. Pensaci. Ma mo. Nel senso, cioè, raga. 2000 years later. Ce l'ho! Visto che mi hanno cagato questi della crossbar challenge, arrivo la palo challenge. Non esiste questa sfida, la inventeremo adesso. Quindi, andando a fare un riassunto, ci saranno 5 tiri al volo a testa, tiri da calcio d'angolo, altri 5, e poi la palo challenge che abbiamo appena inventato, altri 5 tiri. Ok, andiamo dentro con la sfida. Ok ragazzi, siamo qui, il pallone è già qui sul dischetto del rigore, la porta è questa qui, quella di calcio ad 11, quindi porta molto grande, dobbiamo beccare il palo con 5 tentativi. Ragazzi, la roba è Palo. Godo. ok, la prima era la prima. Afammuk. Terzo tentativo. Palo. Perfra. Godo. Oh, 1 su 5. Godo. Male. 1 su 5, un po' paura perché in teoria non ne sa ci pigliare i palo. Li do. Preferisco non mi esprimo, vero? Mi chiamavano palottino napoletano. Sapete come mi chiamavano? Palomino. Ha tentato il palo basso. Non è quello che volevo fare prima. Mo lo fai. Ok. Ho detto, aiuto. Con calma. Cioè, non ci hanno manco dovuto restituire il pallone. Quindi arrivati a questo punto sono costretto matematicamente a prendere almeno un palo. Ok, no, ma dobbiamo mettere un po' di suspense, no? Perché non è troppo facile così. Prendiamo Vai. 5. Cambiamo palo. Effettivamente. Cerca di piazzarla, ma non va. A Swan. Gran rigore, vero? Sono costretto, come dicevo prima, a prendere almeno un palo per pareggiare. Quindi loro sono attualmente ad un punto ciascuno. È buono, eh? Andiamo col primo tentativo. Questo sa solo fare gol. Effettivamente so solo fare gol. Ma già fa. Guarda come ha tirato piano piano, sto grandissimo. Terzo tentativo. Cambierò palo. Ci sono andato molto vicino. Altri 2. Oh, ha vinto il premio del più vicino al palo. È lui. È lui. Ah, mi hai sfottuto la palo challenge, stai ancora a 0. La palo challenge l'ho rivalutata nel frattempo, è difficile. Bravo tu! Hai sfottuto la palo challenge, sciacquati la bocca. È finita 1-1 per loro, un punto ciascuno, io 0. Andiamo alla seconda sfida che sarebbe tiri da calcio d'angolo, che è ancora più complicata. E in questo caso Gianni... Che livello di difficoltà, come non mi su. Ma è vero, però questo è difficile. Abbiamo fatto 15 tiri 2 volte. È molto più facile il gol da calcio d'angolo. Cosa dici? Allora, come dici tu, non è Più facile che lo E mo vide se ne azzecchi 2 su 15. Su lista ne fa 2 su 5. Vabbè, comunque andiamo su calcio d'angolo, dicono che è più facile. Vediamo, è sempre che è più difficile. Ma ne faccio 0. Ragazzi, siamo sul posto, calcio d'angolo, lunetta, palla posizionata, abbiamo 5 tentativi, anche in questo caso a testa partirà Gianni che è il fondatore Vai. di questa challenge. Vai. Vada. Ragazzi, siamo pronti, puntiamo a un modesto 2 su 5. Ci proviamo?
Brutto. Però ragazzi, vedete, il tiro ce l'ha, bello potente, forte, deciso. Croccante. Mannaggia la miseria, mannaggia. Godo. Il 2 su 5 si fa sempre più difficile. Questa è la mia challenge. È la mia challenge. Almeno uno. Pensa a me quando dopo tiri al volo, farò schifo. Va. Cioè, Matteo la tira dentro. No. Era un cross per Matteo, non è stata capita la challenge. Godo! La palo challenge. Ah, è vero, 2 punti. No, non funziona così, la palo challenge è passata. Che schifo. Mi vergogno, mi vergogno. Allora, posso dire che non me l'aspettavo perché questa è la tua sfida lo so. nessuno se l'aspettava. Non è aggiornato, non è aggiornato. Va bene così, resta ad 1 Gianni, adesso è il turno di Matteo. Vai giù, chiaramente, easy. Meno 1. Vabbè, è più facile come sfida rispetto al palo challenge, più facile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se per voi è più facile il palo challenge o il tiro da calcio d'angolo per prendere la porta e fare gol. Ma ci siete anche tentativi. Ma che spacci! Qua l'ho vista brutta perché si stava quasi per insaccare il pallone e invece no. Ma che è stupendo! Mamma mia che scarso! Superanno mi ha pagato, lo dico, mi ha pagato e ti sbaglia, se no... Nengen euro, se lo sapete. Come dice il chef Franco. Ma puzzi fa. Sono il chef Franco. Non potrei sbagliarlo. Ah, solo questo. Ma tu immagina se io tipo facessi un gol da questa challenge. Ah no! No, è bravo. Vai, vai. Io sto a 2, tu stai a 0. Fammi vedere quanto vai. Palla posizionata, ragazzi, questa per me è la sfida più difficile, vi dico la verità, già ve l'ho detto prima. Devo fare il massimo per fare almeno uno. Vado col primo. Godo. Nandecchio, come si dice qua. No, ma butta la palla innanzi. Ragazzi, non vale, voglio, non vale. Non hanno usato il pericolo. Vero. Hanno usato il pericolo. Hanno usato il pericolo. Sì! Muti! Ma quindi hai fatto più qua che alla palo challenge, quindi questo è più facile. No, forse mi è venuta, non lo so se mi è venuto al culo, però ha fatto pure un bellissimo gol. Più facile la palo challenge, sbaglio. Vai. Godo, un punto e mi restano altri 3 tentativi. Sì, perché quello non vale, godo. Questo è il secondo. Wow, ma senti. Che secondo? Sei il terzo. Volevo dire, è il secondo gol. Non si capisce proprio niente. Cioè, cacciamo spiegavo l'italiano. Ma sta a posto. Non ci credo! Non ci credo! Muti! Tutti e due, come stai? Il signorino, seguendo il ragionamento che fa già, ha detto la palla challenge è troppo facile rispetto a piglio calcio che te ne pira mondala così, ha fatto 2 su 3, no? Mo' mi ricida se è ridicolo. Lo senti? Il vento che va questa parte. Mamma mia, Appena veramente. iniziato lui la Faccio challenge. paura! Appena iniziato E invece- lui la challenge. Senti qui, Quarto tentativo e sono a 2 gol. calma. No, questi vogliono fare il tranello, che vogliono buttare il pallone. It's not always Christmas, bro. Bravo stronzo, bravo. Ha girato solo all'ultimo. Ultimo tentativo. Siamo anche tu come Vai, vai. Settimo tentativo, quinto per la casa. per la ciotta e quinto, Vai, vai. Ma da fa 3! Il Goat è qui, supera Allan Prime. Quando vince il Napoli non esulta così. Il recappone è 3 punti per il sottoscritto. Che era più difficile, questa ci ricordiamo. 1 per Gianni e 2 per Matteo. Mi sono portato in vantaggio sulla sfida più difficile per me, lo ripeto. Adesso tiri al volo, che è la mia sfida. Comunque ragazzi, io sto registrando il video di questo essere qui, ma mi sto spaccando la schiena perché poi pigliamo a te, già mettere la gamba così Nelle nuvole. lo giuro. Oggi siamo arrivati alla terza sfida, terza e ultima sfida, quella scelta da me, quindi in teoria dovrebbe andarmi abbastanza bene. La tiri al volo, abbiamo il portiere Alessandro. Ragazzi, ci penso io stasera, dai. Carico? Carichissimo, Carichissimo, 5 tiri a testa, andiamo dentro. Adesso c'ho un po' di pressione addosso perché nelle precedenti 2 sfide hanno cominciato loro, adesso sono io. Primo tentativo di questi tiri al volo. Che stucco, fra. Cercano di... Guardagli la mano. Fra, ma dobbiamo sabotarti, sei troppo forte in questa chance. Sabotalla. L'ho presa un po' male perché la palla ce l'avevo troppo sotto. Perché? Perché vuole sabotarmi veramente, me l'ha alzata male, me l'ha alzata. Devo prenderne un esterno. Vai, vai. Grande portierone! Non posso cadere proprio qua, aiuto, mi aspetto almeno 2 gol su 5. Perché tira il vento? No! Perché tira il vento?
Oh no, di nuovo! Quasi per la seconda volta l'altoparlante, ma non l'ho preso. È un record che solo in pochi possono fare. Oh, voglio, non mi viene. Oggi il maestro del tiro al volo è un po' scarico. Ultimo tiro. Ma perché questo sta prendendo il sole invece di venire a registrare da quest'altra No, parte? io mi sto godendo i ferruti. Sto qua con gli amuli. Ah, questa è la mia sfida. Cioè, quindi sto in modalità gufaggio dopo aver azzeccato 3 gol da calcio d'angolo. Non sono riuscito a fare un tiro dal tiro al volo. Ma meno facili della palo challenge. Super Allan, mi creda veramente. Ma noi sbagliamo anche noi, Ma che sta facendo? Un modello? Guarda come sta. Sembra un modello di Dolce Gabbana. 5 su 5. Sono disperato perché mi aspettavo almeno un gol. No, ma se sbagliamo pure noi, però hai vinto. Signori, il signorino Super Allan, la mia sfida. 5 su 5 l'ha sbagliata. Sta ancora a 3, io sto a 2, tengo 5 tentativi. È capace che arriva pure a 2. Quindi non lo sfotterò, sfotterò nel caso. Alzatore di gigli professionisti. No, proprio io. È lui. Come si può fare? Che mazzo lui tira là. Godo! Godo! Sì, guarda ancora palo challenge tu. Vai. Vai portiere, vai! Confido in te portiere. Ma mi sento proprio una chiave. L'hai fatto con sinistra, amo! Ci voglio credere, ve lo giuro. È surreale questo momento per me. Quindi stai a 5. La sfida, è la mia sfida, è il tiro a volo, piglio un gol! Ragazzi, qua zero speranze, si prova almeno a fare uno. La situazione è tragica. Ci stai? Vai. La svirgola malamente. 2 tentativi per Giaseppe. Uno per salvare la faccia. Centralissima, va bene così. L'ultimo. Uno per salvare la faccia. 3, 2, 1. L'hai salvata, Fra! Golazo, golazo. Possiamo dire col migliore della challenge. Gol migliore della challenge. Quindi io ho vinto, tu il gol più bello. E ci ha fatto un video. Ragazzi, il vincitore di questa challenge, quindi il Complimenti più forte, anche al portiere, Complimenti anche al portiere. Ragazzi, bravissimi tutti, grandi. Quindi il più forte del salottino napoletano era, come avevo già anticipato, metti 8, ma ci sarà una rivincita, quindi lasciate tanti bei mi piace che ve li riporterò sul canale, loro e tutti gli altri. Per mi piace, per voi che iscrivetevi al canale è sempre e solo Forza Napoli. Ciao ragazzi! Ciao, ragazzi.